gnocchi di sedon, l'uus, il latte, l'aga, la spongia e la salvia. Quindi come si masceda un po', in modo che si amalgami, e intagliamo e si mette il latte e l'aga. Si mette un po' alla volta in modo che si formi i grums dalla farina. Una volta facevo il culpiron, una volta. Metti, Eugenio, metti. Una volta che l'impasta lei ha questo come densità, si lo lascia pausare mezz'ora. Sale fuoco ronda, perché bolli l'aga, sia le fuoco, come proviene la consistenza del primo gnocco. Se non viene a vonda dura, si aggiunge un po' di farina. Quando il gnocco viene su, vuol dire che è pronto. La quincia per i gnocchi è la spongia disfatta con 2 sfoglie di salvia dentro, che dà anche il sapore. E si mette la quincia, che il mio aiutante me la mette, sora dappertutto. E alla fine metti il formaggio. Come facciamo la ricetta del soffritto. È un piatto che è povero, però che aveva tante calorie. Aveva il zucchero, il vino, la spongia, la farina e il latte. E comincia col zucchero, dopo si mette la farina, si dà una mescolata, 30 grammi di farina, che equivale a 3 sedoni di farina. Il latte freddo si fa un tipo una crema, in modo che non vengono i grums. Il soffritto per noi non era un piatto per cenare, ma era un dolce che siccome era zuccherato, aveva il sapore del vino e così, per noi era un dolce. Una volta che viene formato un latte, questa crema, devi bolli un quarto d'ora. E poi che mascella sempre perché altrimenti la farina si attacca al fuoco. Alla fine si aggiunge il vino, alla fine dalla cottura si aggiunge un po' di spogna che si amalgama benissimo perché è chiaro. Ecco, il soffritto è pronto.